Bella raga, ciao a tutti, come noi iniziamo, siamo tornati su Pro Cycling, siamo al Tour of Slovenia, po' sloveni, questa è una tappa di collina, collinare. Abbiamo fatto la prima, diciamo, per velocisti, vediamo questa, se riusciamo a fare qualcosa. La forma è buona, possiamo dire la nostra, il problema è che il picco di forma è molto lontano. Ok ragazzi, vediamo cosa possiamo fare, io penso che scattare sarà duretta perché è una salita comunque. Poi comunque dopo la salita ci sono altri 15 km, la vedo duretta, raga. La vedo un po' dura, sinceramente. Però, stiamo in campana, non si sa mai, ne siamo non solo proprio le tappe, cos'è Sveltina? No, Svetina, scusate. Ok, il plotone è tutto bello compatto, bello ignorantone. Pa, 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 parara. Nessuno parte perché purtroppo non è un arrivo in salita, quindi non c'è neanche il nome di veneziano. Sanno che il Cume non è, diciamo, favorito su queste tappe. Però non si sa mai. Il Cume ci stupisce sempre. 19 km la salita, siamo qui in piena salita. Possiamo anche velocizzare un attimo. Ok. Nessuno sembra voler scattare, sinceramente. Il pelotone è tutto insieme, raga. Aspetta. Non facciamo scappare nessuno. Pensiamo che la fine ha uno strappetto. Cioè, di solito ne ho vinte tante con lo strappetto finale, però io non prometto nulla, raga. Io non prometto nulla, sinceramente. Mancano 6 km. 6 fottutissimi km. Tan 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 tanan, na, na. Grande Querens, me lo sto godendo. Paul Querens, lui si chiama Paul Querens. Attenzione al Cume che forse ci prova. Attenzione al Cume che forse ci prova. Veneziano ci sta provando. Ercube ci prova, Ercube ci prova. Prova a scattare adesso il Cube, 1 chilometro, però forse è partito presto. Forse è partito presto, Veneziano. Attenzione, Budiak, l'ucraino Budiak, Gabburo. Ah, non ce la fa Veneziano. Vediamo scattino finale. Scattino finale, attenzione, scattino finale. C'è lo scattino finale, forse ti prego, Cube, lo scattino finale per pochissimo non ci va. Attenzione, sì, ce la fa. Ce la fa per un nulla. Non ho parole. Secondi, ma siamo là, ragazzi. Siamo là. Ce lo giochiamo sto tour. Ce lo giochiamo sto tour sloveno. Peccato. Veramente per nulla. Vai, ragazzi. Questa è la tappa fondamentale, ragazzi. Questa è la tappa che ci può dare tutto. A Ravnica, ragazzi. Ma cazzo. Siamo su Magic? Siamo a Ravnica? No, che credo. Allora, mancano 10 km. E abbiamo, diciamo, due salite impegnative, ragazzi, eh. Qua ci giochiamo tutto. Non abbiamo una gran forma, però 72 incolli, ma questo è più montagna. Possiamo farcela, secondo me. Se giochiamo, se andiamo, diciamo, se non sbagliamo nulla, possiamo portare a casa anche il tour, secondo me. Siamo ottavi a 8 secondi, quindi siamo là. Siamo là, Beppe. Anche perché vedo che sono tutti quanti un po' mogi, nel senso nessuno rischia. Qua abbiamo, ecco, Kuma, farti stare delle gnoccolone per piacere, no Kuma, grazie. Solo che sono ancora scarsetto, secondo me, però. Non sta salendo come quello di qualche anno fa, a mio parere. Scalatori provvisori siamo secondi comunque, una scalatori. Ok, siamo in un momento ancora di tranquillità e poi ci sarà la parte finale, che è quella dove ci giochiamo tutto. Attenzione, ci prova Budiak. Madonna, Budiak ha rotto i coglioni, Budiak. Ha rotto i maroni, Budiak. Ha rotto tutto, Budiak. Mi tocca partire anche a me, probabilmente.
Budiak ci prova ovviamente. Ci prova il buon Budiak, bel buon Budiak. Budiak si è preso 20 secondi. Così. Attenzione, il Cume si butta, il Cume si butta, il Cume si butta, attenzione, il Cume va, mamma mia, salita atrocissima, siamo alla pendenza del 16%, 17, attenzione veneziano, però è finito, il Cume sembra finito, attenzione, forse ha tirato troppo presto veneziano, bisogna capire se gli altri ce la fanno, veneziano prova a scappare, mamma mia, ragazzi, che salitona. Troppo presto ho tirato, vai. Attenzione, veneziano ci sta provando a un KM dal traguardo. Un KM. Un KM, dai Cube. Dai Cube. Dai Cube. Mamma, è pazzo. The Crazy Cube si è preso 18 secondi che potrebbero bastare. Vediamo, attenzione, veneziano è scatenato, attenzione. Eccolo, eccolo. Yes! Sì! E forse mi prendo il tour, ragazzi. E forse me lo piglio il tour. Mamma mia, c'è un autobus qua pieno di donne per il Cume. Sì, cacchio, Filippo Zana massacrato. Massacrati tutti. Guarda Budiak. Il crollo di Budiak, signori. Il crollo di Budiak. E Veneziano si piglia tappa e maglia. E abbiamo solo una tappa, dobbiamo stare attenti. Non è finita, però ho fatto veramente uno scatto prodigioso, cacchio. Il finale era proprio un mio finale, con una salita addirittura con picchi del 18%. Robe mostruose, robe mastodontiche. E Veneziano zittisce tutti, il Cume c'è. Grande vittoria, Beppe. Adesso vediamo però. Ma arrivano? Vinci una gara con una forma giornaliera negativa. Godo, godo. Andiamo al podio. Boom boom. Veneziano si prende 21 secondi su Zana. Vediamo se è primo. Veneziano a 31 secondi su Zana. Qualcosa di memorabile. Ma calma. Scalatori siamo primi, non ci credo. A punti siamo primi in tutto praticamente. Giovani primi. Squadre. Boh, le squadre non esistiamo. Sì, dai, siamo quarti. Mamma mia, che impresa, signori. Questa è veramente un'impresa, non me l'aspettavo, sinceramente. Boh, stiamo salendo come dei porchi, godo, perfetto. Settima vittoria in carriera. Vedi che mi stanno osservando, le grandi squadre hanno capito che è nata una nuova stella. Ultima tappa e voglio vincere il giro, eh. Lo devo vincere, ho un'occasione d'oro, speriamo sia una tappa per velocisti, così basta solo farla, che la faccio ovviamente, che non vado a rischiare di far cappelle, però non me la ricordo sinceramente, però dovrebbe essere una tappa forse di collina. No, no, vabbè. Oddio, ahia. Stiamo attenti, Beppe, stiamo attenti. Siamo il 19 giugno 23 della seconda stagione. È di fondamentale importanza vincerlo adesso, abbiamo un'occasione d'oro, è vero che c'è il pavé, però c'è comunque una tappa per velocisti, dobbiamo arrivare tutti alla fine, e poi che vinca il velocista più forte, a me ne sbatte. Il pavé è un po' qua il pavé. Vabbè, ci becchiamo negli ultimi chilometri. Ragazzi, stiamo attenti, adesso inizia forse la parte pavettiana, eccola qua. Il pavé, attento. Non sta aver paura, non sta aver paura. Basta? Cioè, questo era il pavé? Megoglioni che pavé. Basta stare attento. Ah no, che anche qua ce n'era un po'. Babini. Andrea Pasqualone a 45 punti come me. Che bello, che bello, che bello. Scusate, momento di panico. Ecco, dovremmo insomma aver superato il rischio di perdere la maglia, ragazzi. Mamma mia.
Prestazione a dir poco sublime di veneziano. Prestazione afrodisiaca di veneziano. Scusate, il panico regna sovrano. Qua sono partiti tutti così presto. Me coglioni. Oh my, the guys up front aren't going to be making too many friends today. His aim was to win it. Sono partiti a bomba, sono partiti. It's a job well done. Speriamo bene se mi sono ciavato la tappa. Speriamo di no, cazzo. Boh. Veneziano 19esimo. Sono un po' impaurito. Mi aspettavo se mi sono scattati in faccia proprio. Calma. Relax come relax. Sta vedi, alla fine il pavè è così, 2 chilometri di pavè. Cosa è successo? Trofeo. Vinci la classifica montagna. God. Ti prego, podio. Sono teso. Avanti. E il veneziano vince la classifica generale del Tour della Slovenia. E godo, vinciamo la Scalatori. Quella a punti purtroppo no. Giovani noi. A squadre, quarti, signori. Un dominio. Adesso aumento anche di livello. Speriamo di avere qualche punticino da mettere. Ok, sono sicuro che ci danno punti, dai. No, 2,75. Madonna, che avari, signori. Che avari. E comunque arriva la vittoria al Tour della Slovenia. Stiamo facendo tanti punti anche nella Super Prestige. Godo. Allora adesso vediamo il calendario cosa ci propone. Ci propone Grand Prix al Massira, Morocco, e non ce la facciamo vedere ovviamente. E ci becchiamo per i campionati italiani. Sì, ci becchiamo, ci spariamo quei due là, perché poi abbiamo il Tour di Romania, il Tour dello Utah. Questi me ce li spariamo tutti nel prossimo video, ce li spariamo, sì, alla grandissima, alla grandissima. Vai raga, non so perché nella prova di cronometro italiana non c'è il baldacchino, però va bene, insomma, io godo lo stesso. Vai raga, andiamo a spaccare i culi. 3, 2, 1. Sono quanti? 7 chilometri, ma come 7 chilometri? Così breve? Ma che cazzo sta a dire? Dai, pompiamo subito. No, 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 no. Forse ho esagerato. Forse ho esagerato. Forse ho esagerato. L'ho un po' stracciata. Zio Canon, l'ho un po' stracciata. Pam 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 para la ta. L'abbiamo un po' stracciatella, signori. Non so quanti chilometri sono, ma no, ma sono 38 chilometri. Che cazzo stavo guardando? Ma sono una pippa atroce, Beppe. Sono un pippone, cazzo. Sono un pippone atrocissimo. Ho buttato via molto per 7 km per il primo intertempo. Zio Ken, zio Ken, zio Clark Kent. Vabbè. Credo ragazzi che abbiamo buttato via il cronometro dei campionati nazionali. Va bene. Adesso provo a abbassare un po'. Ah, brutto, brutto errore di veneziano. Stiamo un po' così. Vediamo primo intertempo cosa mi dà. Cioè, primo posto però. Primo posto però ho fatto un errore, guarda che roba sono già finito. Fiori. Ah, penso che peggio di così non poteva andare. Oh, cazzo, non è che ho tirato 60 anni però, cioè. Devo andare più piano ragazzi, nel secondo intertempo faremo cagare. Se vogliamo tenere botta devo fare così. Siamo quarti, mancano 10 km. Purtroppo, errore imperdonabile per il Trentissimo.
Errore imperdonabile. 7 km 7. Siamo quinti nella generale per adesso, dopo il secondo intertempo. Tiriamo per gli ultimi minuti tanto. Male, finiamo sesti addirittura, sesto posto. No good Beppe, no good, no good, no good. Ero qui, ma pensate, ma come posso pensare che sono 7 km in una gara a cronometro nazionale? Cioè, proprio una cagata, perché c'è Filippo Ganna che è ancora iper superiore, però che cazzo, cioè, proprio buttarla via così. Alla fine neanche 6, sono finito 14. Una triste eccezionale. Ah, sono anche contenti. Allora ok, allora godo. Tra 2 giorni abbiamo invece la prova in linea. Vediamo com'è, dopo ci becchiamo. È proprio gara, l'antitesi comendiana. Però la facciamo ovviamente. Ragazzi, ho fatto il mio compito, sono stremato, devo fare 35 km in testa, l'ho fatto, ma il mio, diciamo, il capitano fa cagare, quindi salutiamo tutti. E abbiamo fatto il mio dovere da gregario, l'ho fatto, quindi so cazzi vostri. Arrivo desfatto, devastato, inaccettabile. Chi vince? Antonio Puppo, signori. Antonio Puppio. La bestia puppiera. Buon raga, adesso ci vediamo nel prossimo video che abbiamo due giri importanti, comunque il Giro di Romania e il Tour of the Utah. Molto bello. Va bene, ciao Kume. Sono contento, sono soddisfatto e forse anche rimborsato, raga. Va bene, ok, possiamo entrare di livello godo, no? Sì o no? Ok, Beppe, allora, vediamo, la montagna abbiamo raggiunto però il picco massimo e collina... siamo un po' in merda, scattista però, che cazzo. Ma comunque possiamo andare a 78, non abbiamo ancora raggiunto il picco, allora dai. Boh. Era strano, qua uno. Corsa a tappe. Miglioriamo anche resistenza, grinta e recupero che mi serve. Io direi di fare questo. E godo. E miglioriamo anche. Qua abbiamo 3 e 3. Io volevo completare questo. Ah, vabbè. Ok. Io voglio finire prima le prestazioni. Me le sparo tutte. Boh, sappiamo che sul prossimo livello non possiamo migliorarci, quindi uno sì, uno no adesso. Va buon raga, sotto il comandone veneziano, ripeto, i prossimi giri fondamentali, Sibiu Cycling Tour, ed è di un'arroganza devastante. E The Larry Homeler Tour of Utah, 7 tappe, in un inglese perfetto, di cui la terza, la sesta e la settima devastanti. Sarà un video bellissimo. Ciao!